Giovedì 26 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Con Emanuela leggeremo insieme i quotidiani regionali, faranno molto poi quelli nazionali, ma intanto le altre notizie. A Catania il clan dei Laudani imponeva il controllo sul commercio e il trasporto degli agrumi nell'Acese. Le estorsioni trasformate poi in provvigioni per eludere i controlli. Il boss dava gli ordini dal carcere. 8 le persone arrestate. La mafia cambia ancora una volta pelle, si mimetizza tra le imprese legali e maschera il pizzo sotto forma di provvigione di fantomatici procacciatori di affari. L'operazione Lumia, condotta dalla Guardia di Finanza di Catania e coordinata dalla Procura etnea, ha fatto luce sugli affari del clan Laudani che avrebbe condizionato illecitamente e monopolizzato il mercato degli agrumi, soprattutto dei limoni e dei relativi trasporti nella zona dell'Acese. Sono 20 complessivamente gli indagati e 8 gli arresti notificati nelle province di Catania, Messina, Monza, Pavia, Prato e Reggio Calabria. Invece di incontrarsi in un'area di servizio, in una campagna spersa o in una cantina per consegnare in contanti la mazzetta al soggetto mafioso, si fa un contratto regolare che ovviamente è solamente una copertura per giustificare poi il movimento di denaro verso il sodalizio. Secondo l'accusa, il capo dell'organizzazione sarebbe Orazio Scuto, già detenuto in regime di massima sicurezza, che dal carcere impartiva gli ordini utilizzando cellulari con schede intestate fittiziamente ad extracomunitari. In tutte le indagini, e compresa in questa, ancor più in questa, si rileva come dal carcere, come se si fosse in un hotel dal quale si telefona tranquillamente e si danno disposizioni criminali verso l'esterno. Le indagini hanno accertato che numerosi imprenditori intenzionati a operare nel mercato acese degli agrumi per avervi accesso dovevano sottostare alle regole di Scuto. Le figure giuridiche del procacciamento d'affari servivano per schermare determinate attività che erano illecite. Questo ci fa capire come ci sia una raffinatezza e un grado di sensibilità anche di cercare di individuare una copertura documentale giuridica a quella che di fatto in realtà era un'estorsione. La forza di intimidazione del clan, secondo l'accusa, sarebbe stata peraltro assicurata dalla disponibilità di armi. Sono state sottoposte a sequestro infine 2 società, una di trasporto merci su strada e una società di scommesse, che era la cassa comune del clan. Cominciamo a leggere i giornali regionali proprio da questa notizia. Emanuela. Partiamo dalla Sicilia, Angelo, e allora leggiamo Catania, il boss mascherato da procacciatore d'affari. Inchiesta Lumia, gli incassi delle estorsioni trasformate in provvigioni. Ecco il nuovo sistema utilizzato dal clan Laudani per imporre il pizzo. Nel riquadro vediamo appunto Orazio Scuto, il boss arrestato ieri dalla Guardia di Finanza. Nella foto il momento della consegna del denaro che è stato immortalato dalle telecamere installate dai militari del GICO. Leggiamo il modus operandi sarebbe servito soprattutto a mettere al guinzaglio alcuni imprenditori che operano nella filiera agrumicolo nel versante pedemontano della provincia di Catania. L'aspetto più inquietante che è stato evidenziato ieri durante la conferenza stampa dal procuratore di Catania Curcio è il fatto che non è arrivata alcuna collaborazione da parte di chi avrebbe versato le tangenti alla cassa dei Laudani. Ma restiamo sempre sulla Sicilia, andiamo a vedere all'interno delle pagine della provincia di Catania, dalla filiera agrumicola alla droga, il doppio volto della famiglia appunto Laudani. La Guardia di Finanza ha incastrato il boss Scuto che comandava dal carcere grazie al suo cerchio magico. 8 gli arresti e poi questo retroscena, cioè il drone in volo per dare il telefono al capo detenuto. Almeno 3 viaggi. Orazio Scuto continuava appunto a comandare anche dal carcere. Per la procura non ci sono dubbi, il boss dei Laudani sarebbe riuscito a ottenere dei cellulari tramite cui restava in stretto contatto con la sua rete di fedelissimi. E adesso invece andiamo ad occuparci ancora una volta anche stamattina del giallo che riguarda la morte della giovane hostess palermitana. Si addensano dubbi, punti oscuri sulla morte della giovane, come detto, avvenuta a Vienna, perché sarebbe precipitata, è precipitata dal balcone della casa dove viveva. Per le autorità austriache si tratta di suicidio, ma i familiari della ragazza escludono questa ipotesi. Sentiamo.
Ciao piccolo angelo, da hostess di volo sei volata in cielo, dritta, nelle braccia di Dio. È il padre di Aurora Maniscalco a scrivere queste parole affidate ai social pochi giorni dopo la morte della figlia. La ragazza, 24enne, palermitana, è morta lunedì scorso al Vienna General Hospital, dove era stata ricoverata dopo essere precipitata dal terzo piano dell'appartamento in cui viveva con il fidanzato. Le indagini delle autorità austriache proseguono. La pista più accreditata al momento sarebbe quella del suicidio. Dei testimoni avrebbero visto Aurora precipitare sull'asfalto, dove il fidanzato avrebbe tentato le manovre di primo soccorso fino all'arrivo dell'ambulanza. Il giovane ragazzo è stato sentito 2 ore dagli investigatori in qualità di testimone. È stato lui a raccontare cosa sarebbe accaduto nell'appartamento. Avevano litigato. Le stesse cose le ha ripetute nella telefonata con cui ha avvisato i familiari di Aurora. Si è svegliata nel cuore della notte per lanciarsi nel vuoto. Il giovane ha avvertito i familiari della ragazza dopo 8 ore. Immediata invece è stata la comunicazione con i propri genitori, i primi ad arrivare a Vienna. Avrebbero dormito assieme nell'alloggio luogo della tragedia. I familiari di Aurora però continuano a ribadire che la ragazza non si è suicidata. Noi non accusiamo nessuno, ma ci sono molte cose da chiarire su quanto è successo, spiegano alcuni parenti. Ad esempio, perché nel profilo WhatsApp di Aurora non c'è più la sua foto? Perché non si vede più l'ultimo accesso? Secondo i medici e i poliziotti è opportuno eseguire l'autopsia. Chiarirà tutti i dubbi sulla morte della povera Aurora. E vediamo stamattina che novità ci sono rispetto alle richieste anche della famiglia della giovane. Sì, intanto ci sono tanti punti oscuri, ma per la polizia austriaca il caso è chiuso, incidente o suicidio. Secondo gli inquirenti, appunto, la ragazza non sarebbe stata uccisa. Di tutt'altro avviso però la famiglia che appunto parla di stranezze, il fatto intanto che sono spariti i profili social dell'hostess morta, sono stati improvvisamente cancellati e anche la foto di WhatsApp è scomparsa, tante troppe stranezze. Continuano a denunciare i genitori che hanno intenzione di avviare indagini proprie per scoprire cosa sia davvero accaduto. Il cellulare di Aurora Maniscalco è adesso custodito dal padre, potrà dirci molte cose, dice lui, e annunciano battaglia legale, anche perché non abbiamo presentato l'esposto soltanto alla Procura di Vienna, queste sono le parole dei familiari, ma anche a quella di Palermo, familiari che parlano attraverso il loro legale. Ancora, vediamo chi conosceva Aurora, racconta dei continui litigi con questo fidanzato, pure lui palermitano e assistente di volo. Qualcuno racconta che la relazione tra Aurora Maniscalco ed Elio Bargione, questo è il nome del ragazzo, era finita da qualche giorno e la giovane si era pure allontanata da Vienna per qualche giorno, era tornata sabato, giorno in cui poi è morta, nella casa dove avevano convissuto 3 anni, nella casa dove appunto poi è precipitata dal balcone intorno all'1 di notte. Quindi insomma bisognerà chiarire tutti questi aspetti per capire se effettivamente si tratta di un incidente oppure se dietro la morte di questa giovane ci sia qualcos'altro e possa essere legato proprio alla fine di questa relazione o comunque ai problemi con il suo fidanzato. Hostess morta a Vienna, siamo sulla Sicilia, prima era Repubblica, Angelo. La polizia dice non è omicidio, domani la magistratura deciderà se disporre l'autopsia e proseguire le indagini, come chiede appunto la famiglia della vittima. Sicuramente dall'esame autoptico si potrà trovare qualche elemento in più proprio per stabilire le cause della morte. Ora voltiamo decisamente pagina perché ci occupiamo di economia. Ci sono notizie positive per la Sicilia, arrivano dal report annuale di Banca Italia. Vediamo e sentiamo. Crescono le presenze turistiche spinte soprattutto dal mercato estero, crescono anche gli aeroporti siciliani che mostrano un incremento del traffico passeggeri doppio rispetto alle maggiori presenze turistiche, ma migliorano anche i conti pubblici grazie a un aumento delle entrate tributarie quasi del 15%. Sono i dati del report annuale di Banca Italia secondo il quale la Sicilia è la regione che cresce di più nel paese e cresce comunque più della media nazionale. L'isola in questa fortunata congiuntura è il motore di crescita dell'Italia. Dati che fanno
fanno comparire il sorriso sulle labbra del presidente della regione Renato Schifani. Siamo al primo posto per crescita del PIL con un più 1,3%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale, sottolinea. Anche l'occupazione registra un netto incremento del 4,6%, 3 volte superiore a quello del resto d'Italia e ben oltre la media del Mezzogiorno, dice ancora. Ma non è il momento di festeggiare per il presidente della regione, che al contrario ammette che la Sicilia ha ancora importanti deficienze. Restano fragilità, in particolare nell'agricoltura e nell'occupazione giovanile, conferma Schifani, che annuncia: stiamo lavorando su 2 misure, un piano per le start-up e uno per rafforzare o creare nuove attività commerciali. Fra gli annunci del governatore anche un piano antisiccità e la convinzione di riuscire a recuperare i livelli occupazionali già dal prossimo anno, confermando che il rilancio dell'agricoltura è una priorità. La Sicilia è sulla strada giusta, conclude Schifani, ma serve consolidare questa fase e trasformarla in uno sviluppo duraturo e inclusivo. Servono scelte coraggiose. Scelte coraggiose, dice il nostro Manlio Viola, chiaramente legato anche alle parole di Schifani. Vediamo, è il titolo di apertura oggi di Repubblica. Palermo, appalti e turismo trainano la crescita. Il report di Bankitalia: nell'isola PIL e occupazione aumentano più della media italiana, ma non si torna ai livelli pre-crisi. Agricoltura giù per invece la siccità. Vediamo questi numeri che oggi appunto vengono riportati dagli appalti pubblici al terziario. Quali sono i settori che fanno da volano per l'economia regionale? 1,3%, l'aumento della produzione è superiore allo 0,7 nazionale, quindi la Sicilia insomma è decisamente con una media, cioè con un dato superiore alla media del resto d'Italia. Poi l'occupazione, i posti di lavoro dipendente creati nel 2024 in Sicilia sono 27.000. Per quanto riguarda il turismo, l'incremento di presenze nel 2024 è del 5,1%, spinto soprattutto dagli stranieri. E ancora l'export, la crescita delle esportazioni è del 3,3%, escluso il petrolio. Piani per start-up e nuove attività, bene l'export appunto, escluso il settore petrolifero. E adesso invece ci occupiamo di sport, il calcio Catania in particolare, perché ieri c'è stata la presentazione di quello che è il nuovo organigramma. Chi assisterà in questa stagione in maniera diretta proprio Vincenzo Grella, che è il vicepresidente, il direttore generale Alessandro Zarbano, che in realtà lavora già da qualche mese, così come Pastore, che è già sotto contratto. Comunque il primo, come detto, farà il direttore generale, mentre il secondo sarà il direttore sportivo, si occuperà del mercato. Ma sentiamo e vediamo questo servizio. Ogni tassello al suo posto per vincere. Il mosaico del nuovo Catania si arricchisce con l'arrivo del nuovo direttore generale Zarbano, del DS Pastore e del responsabile dell'area comunicazione Sapienza. A presentarli in un'affollata conferenza stampa al Massimino il vicepresidente Grella, decisamente più rilassato, forse confortato da figure di alto profilo. Non dobbiamo più commettere errori, ha detto Grella, che ha subito puntato la sua attenzione su Torre del Grifo. Stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare, con i tempi, con i modi, con i vari check e valutazioni, riflessioni che servono per tutelare l'interesse della società. Catania deve essere un punto di partenza. Zarbano si presenta così per poi abbandonarsi al tema dell'estate, il calciomercato. Ci saranno quei giocatori che non rientrano in questa base, che chiamiamo tra virgolette super, quindi non funzionali al progetto. Il mercato non è un'entrata, un'uscita, il mercato è un continuo, cambiano e si evolve quotidianamente. Toccherà invece al DS Pastore pensare a sfoltire una rosa extra large e pensare alla campagna di rafforzamento. La priorità è trattenere i pezzi pregiati, come Roberto Inglese. Con Roberto ci siamo sentiti in questi giorni 2 o 3 volte. Lui ha manifestato il piacere di continuare a vestire la maglia del Catania, perché si è trovato benissimo con la società, benissimo con la città. E su Cicerelli? È un giocatore del Catania, il Catania lo vuole tenere, sicuramente più avanti ci siederemo con Emanuele e troveremo una soluzione giusta per tutti e due. Suona la carica Sapienza con la sua strategia di comunicazione che equivale a sviluppare un piano editoriale. Tutti abbiamo il dovere di dare il 200%, perché il nostro obiettivo è chiaro. È quello di provare come squadra fuori dal campo
a fare di tutto per aiutare a vincere la squadra che andrà in campo. Capitolo abbonamenti, non ci saranno rincari. Novità infine dal punto di vista logistico, visto che il Catania effettuerà gli allenamenti infrasettimanali allo Stadio Massimino. E adesso vediamo come stamattina, e soprattutto il quotidiano La Sicilia, che vedo già alle tue spalle, Sì. si occupa proprio del Catania. Sì, e vediamo anche in primo piano queste tre foto che appunto ricordano la conferenza stampa di ieri, il futuro dei rossazzurri, questo nuovo corso del Catania, Torre del Grifo e Mercato. Vogliamo puntare in alto. Questo ieri durante appunto la presentazione del direttore generale, del direttore sportivo rossazzurro, presentati Zarbano, Pastore e Sapienza, che sarà a capo dell'ufficio stampa appunto del Catania. I nuovi dirigenti illustrano le strategie. Il village è una priorità, arriveranno rinforzi, abbonamenti, poi come abbiamo sentito anche nel servizio, senza sconti ma soprattutto senza aumenti. E poi ci alleneremo al Massimino in attesa di definire la questione legata appunto alla struttura che Pelligra vuole acquistare. Entro l'anno probabilmente, con ogni probabilità, si riuscirà poi a portare la squadra a Torre del Grifo, perché i tempi tecnici non solo del passaggio da chi sta curando il fallimento della vecchia società e quindi anche di Torre del Grifo, e poi ci sono i lavori di ristrutturazione di questa struttura, di questo impianto, che certamente prenderanno del tempo, quindi non è facile ipotizzare che il Catania possa allenarsi subito a Torre del Grifo qualora l'operazione dovesse andare in porto in tempi molto molto ristretti. Ti vedo sempre molto preparato sul calcio. Abbastanza, devo dire. Grazie. E adesso invece parliamo anche chiaramente della rosa, il rinnovo di Inglese, appunto il punto interrogativo, resta, non resta, le sensazioni sono positive, scrive meno male. No, meno male, perché se dovesse partire Inglese, il Catania, anziché mettere a disposizione di Toscano altri 2 attaccanti, con Inglese sarebbero 3, ne dovrebbe prendere 3 ex novo, quindi complicazione di mercato non indifferente. Comunque il DS Pastore dice Cicciarelli è nostro e secondo me rimane, Castellini sarà invece ceduto. Questo per quanto riguarda il mercato che partirà ufficialmente tra qualche giorno, il giorno 2, l'1-2. L'1. Però andiamo anche a Palermo, quindi parliamo anche di Serie B, perché ieri una città in festa per accogliere il nuovo allenatore Pippo Inzaghi, che appunto sbarca nel capoluogo siciliano. Festa Inzaghi con 2000 tifosi rosa. Ecco perché ho deciso di venire qui. Siamo su Repubblica. Perché non aveva mai avuto praticamente questa accoglienza nelle piazze dove è andato ad allenare, dove ha allenato. Quindi evidentemente la scelta era anche motivata da questo tipo di calore. Il calore del sud della Sicilia, bagno di folla appunto per il nuovo allenatore del Palermo al suo primo giorno nella nuova realtà. L'accoglienza migliore che abbia mai ricevuto, ha detto. Adesso tutti uniti per inseguire un sogno. Sicuramente la carica motivazionale ce l'ha tutta Pippo Inzaghi, quindi chissà che magari quest'anno non si possa raggiungere il traguardo della Serie A. Ha fatto una scelta importante, perché alla fine ha rescisso il contratto con il Pisa, che aveva portato in Serie A, quindi ha lasciato una panchina di Serie A di fatto. Bisognerà vedere poi se effettivamente il Pisa aveva in mente di continuare con lui, però lui aveva già scelto di venire a Palermo, di andare a Palermo. Una bella sfida, poi lo vediamo qua entusiasta, fa il selfie con tutta la gente, 2000 tifosi appunto che sono accorsi per dare il benvenuto al nuovo allenatore rosa, eccolo qui, e poi ogni volta che venivo da avversario, ho detto, era una grande emozione, finalmente posso avere questa gente dalla mia parte, se farà bene sempre, perché nel calcio contano soltanto i risultati, solo ed esclusivamente i risultati. Ecco, quindi mi raccomando, Pippo cerca di portare risultati. Allora, vediamo anche la Sicilia, vediamo in alto, Palermo in estasi, è arrivato Inzaghi, appunto accolto come un re da 2000 tifosi, coltiviamo tutti il grande sogno. Ma vediamo anche le altre notizie velocemente, quindi sulle prime pagine.
sulla Sicilia, a parte naturalmente la notizia che approfondiremo tra poco sulla NATO, sì, il vertice naturalmente cosa è scaturito, la mafia che cambia pelle, procacciatori d'affari per incassare il pizzo e poi l'hostess morta a Vienna, la polizia austriaca che dice non è un omicidio. Questo in prima pagina. Vediamo anche la Gazzetta del Sud. Anche qui troviamo la storia dell'hostess morta a Vienna, il caso è chiuso per la polizia appunto viennese, e poi vediamo porto di Tremestieri, si smuovono le acque, finalmente arriva da Palermo l'autorizzazione al dragaggio dei fondali insabbiati. Velocemente vediamo anche la prima pagina di Repubblica a Palermo, la notizia di apertura l'abbiamo già vista, appunto questo report di Banca Italia, turismo e appalti fanno da traino, la Sicilia cresce più della media. Anche qui la storia dell'hostess palermitana morta in circostanze ancora da chiarire, anche se per la polizia si tratta di suicidio o di un incidente. E poi anche qui vediamo il selfie di Pippo Inzaghi con la più bella accoglienza mai avuta. Nel taglio basso, abusivismo, il sindaco La Galla, il sindaco di Palermo, ai commercianti mancano i vigili. E poi l'altra faccia della crisi idrica, ecco i contributi per le lavastoviglie. C'è una corsa al bonus appunto per acquistare le lavastoviglie che consentiranno un risparmio idrico. Ti faccio vedere solo un'ultima notizia, perché si torna a parlare del Besian, se ne parla quotidianamente, e adesso caccia al tesoro custodito nello scafo del Besian. Nello yacht riportato a galla ci sono gioielli, orologi e monili di valore. Verranno recuperati gli oggetti appartenuti alle vittime e ai superstiti, che ricordiamo comunque appartenevano al jet set mondiale. Grazie allora ad Emanuela. Adesso come sempre ci colleghiamo con la Polizia Stradale, compartimento Sicilia Orientale. Lo vedo già, è con noi. Buongiorno all'assistente capo coordinatore Luigi Campochiaro. Buongiorno. Buongiorno direttore, a tutti i telespettatori di Antenna Sicilia. Vediamo subito qual è la situazione stamattina sulle nostre strade di nostra competenza. Sulla A18 Messina-Catania, code in uscita al casello di San Gregorio in direzione di Catania a causa del traffico intenso. Sulla A18 diramazione e tangenziale di Catania notiamo purtroppo le croniche code date dal traffico intenso in direzione di Siracusa. Inoltre ci sono dei rallentamenti sulla A18 diramazione dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud, quindi direzione Catania centro. Sulla A18 Catania-Siracusa Modica, tra il tratto Avola e Cassibile in direzione nord, quindi direzione Siracusa, rimane aperto, ma persiste il divieto di transito per i mezzi con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Per quanto riguarda la A19, la Catania-Palermo, ricordiamo ai nostri amici utenti della strada di prestare attenzione e guidare con prudenza a causa dei molteplici cantieri presenti su questo tratto. Infine vediamo sulle strade statali, quindi sulla strada statale 121, ovvero la Catania-Paternò, ci sono dei rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione di Catania dati dal traffico intenso. Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, io vi ringrazio, vi saluto personalmente e vi auguro una buona estate e una buona strada a tutti. Grazie all'assistente capo coordinatore Luigi Campochiaro dalla sezione della Polizia Stradale Sicilia Orientale di Ragusa, e poi domani saluteremo questo appuntamento meno ufficiale per l'ultima puntata stagionale di Buongiorno Sicilia. Bene, adesso vediamo rapidamente anche la situazione viabilità a Catania in via Vincenzo Giuffrida. Il traffico in entrata sembra un po' più sostenuto rispetto agli altri giorni della settimana, in uscita
uscita invece la situazione è abbastanza tranquilla. Possiamo andare a vedere anche cosa succede sulla circonvallazione di Catania. Le auto viaggiano, mi pare, senza nessun problema, quindi non ci sono assolutamente ingorghi, almeno in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco per quanto riguarda la viabilità. E abbiamo anche la possibilità di poter ammirare, vedete, l'Etna che continua come sempre a sbuffare attività di degassazione, però non ci sono in questo momento particolari criticità. Ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme, stavolta con i quotidiani, quelli nazionali, insieme a Emanuela Corsi. E allora, come anticipato, adesso la rassegna stampa nazionale. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, ma vediamo che è un po' l'apertura di tutti i quotidiani. Naturalmente il vertice NATO che si è tenuto all'Aia e che ha detto sì all'aumento della spesa militare per la difesa, che sale al 5% del PIL dei paesi appunto che ne fanno parte, tranne per la Spagna. Quindi vediamo sia le spese NATO, show di Trump, anche lui presente appunto a questo vertice difesa, aumento del 5% del PIL. Il leader statunitense attacca appunto la Spagna che si sfila e che resta con la quota fissata inizialmente del 2%. Meloni a Donald, uniti anche sui dazi. Poi intanto regge la tregua in Medio Oriente, la Casa Bianca, incontreremo gli iraniani, e sull'Ucraina non esclude di inviare i missili Patriot a Zelensky. Vediamo anche le altre notizie, intanto lo strappo di Schlein, e ancora si riapre il fronte Gaza e Iran, dov'è l'uranio, questo in primo piano. Andiamo all'interno a vedere l'approfondimento appunto di questo vertice che per la prima volta si è tenuto all'Aia. La NATO alla svolta del 5%, Trump esulta e dice storico, risultato storico, varato l'incremento delle spese per la difesa, esentata la Spagna con l'ira però di Trump che annuncia per la Spagna ci saranno dazi raddoppiati. Intanto ci sono alcuni numeri. Il 1949 è stato l'anno dell'istituzione della NATO. I 12 paesi fondatori furono Stati Uniti, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Portogallo. Oggi sono 32 gli Stati membri dell'Alleanza Atlantica. 4,12% è l'investimento del proprio PIL che ha sostenuto la Polonia nel 2024. Con questa cifra si impone come lo Stato europeo membro della NATO che ha finanziato maggiormente la difesa appunto dell'alleanza. E poi ieri è stato anche il giorno dello show di Trump, sberleffi, battute e superlativi. Fordo ha detto a proposito del sito iraniano colpito dai B-2 americani, come Hiroshima. E poi Donald cannibalizza il vertice e tramuta tutto in vittoria. Il tycoon contro i media, poi rassicura una giornalista ucraina che ha preso la parola. Vediamo qui nel taglio basso questa reporter durante l'incontro con la stampa di ieri all'Aia. Ha preso parola la reporter ucraina Miroslava Pezza, che ha affrontato Trump con una domanda diretta dicendo: Presidente, ci manderete i missili e le armi necessarie per battere i russi? Trump prima le ha chiesto dove vive e se il marito è al fronte. Lei ha risposto di sì e poi ha replicato: faremo il possibile, l'ho detto anche a Zelensky. E poi mi ha fatto una buona domanda, le auguro molta fortuna e mi saluti suo marito. Questo appunto Trump durante l'incontro con la stampa, ma Trump allo stesso tempo minaccia Sanchez perché la Spagna, abbiamo detto, si è defilata per quanto riguarda questo aumento della spesa militare. Gli applicheremo tariffe doppie. Nel complesso i paesi dell'Unione Europea dovrebbero spendere 510 miliardi in più all'anno per la difesa. Andiamo a vedere il giornale, il titolo di apertura: l'Europa si riarma, ma poi i socialisti minacciano di far cadere
la von der Leyen. Dazi, Meloni, il 10% è sostenibile. Queste le parole della Premier per quanto riguarda i dazi americani. Ancora Meloni che si inchina sul Fatto Quotidiano al 5%, così scrive oggi il giornale, 700 miliardi in 10 anni. Ancora vediamo il Secolo XIX, c'è l'intesa alla NATO, il 5% del PIL, Meloni, un impegno sostenibile. Vediamo anche il Mattino, NATO, intesa sulle spese militari, e poi il Messaggero, NATO, l'accordo sulle armi. Quindi vediamo oggi tutti aprono con questa notizia, così come Repubblica, la spesa militare raddoppia. Ma sempre su Repubblica vediamo anche dei casi di cronaca. Intanto l'omicidio di Giulia Tramontano, ieri l'appello conferma l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ma cade la premeditazione. E poi questa storia triste, una doppia tragedia, un bambino di 4 anni annega, il bagnino per il senso di colpa si suicida. Vediamo un'ultima prima pagina, e allora La Stampa oggi pubblica queste due foto, questi due protagonisti. Da un lato Alessandro Impagnatiello condannato, confermato all'ergastolo, nessun rimorso, e poi vediamo invece la foto di questo bagnino che per i rimorsi si è tolto la vita, solo appunto rimorsi. Grazie Emanuela. Adesso facciamo una breve sosta solo per guardare le previsioni meteo e poi saremo insieme per cercare di capire quali rimedi si possono apportare, a cominciare da un provvedimento da parte della Regione, un'ordinanza, soprattutto nelle ore più calde, quando i lavori si fanno all'aperto, e che cosa si può fare. Ne parleremo con Nino Marino fra pochissimo. Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giovedì ancora anticiclone sull'Italia, anche se sarà leggermente disturbato al nord. Ci sarà qualche acquazzone temporale in più su Alpi, Prealpi e poi verso sera anche su alcune zone pianeggianti. In Sicilia la giornata sarà stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi dall'alba al tramonto, ventilazione debole di brezza e mare generalmente quasi calmo. Le temperature saranno in ulteriore aumento, valori massimi fino a 35-36 gradi sulle aree interne, un po' più contenuti lungo le coste, dove saremo intorno ai 30-31 gradi, ma con elevata sensazione di afa. Anche venerdì giornata stabile, ben soleggiata su tutta l'isola, non ci sono novità dal punto di vista meteo e le temperature aumenteranno ulteriormente, potremo già toccare i 37-38 gradi su alcune zone interne, sia pianeggianti che collinari, e valori minimi, vedete, anche in questo caso piuttosto elevati, oltre i 22-23 gradi. Caldo e afa anche nel weekend. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci qui, come anticipato è il momento di parlare di quello che è diventato ormai un tema stagionale, almeno per la nostra regione e per la Sicilia. Buongiorno a Nino Marino. Grazie, buona giornata a voi. Che è segretario generale della UILA Sicilia, cioè l'Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari. E questo è un settore che risente parecchio del tema di cui ci occupiamo adesso, cioè l'eccessivo caldo, l'estate torrida, quando si lavora in particolare sui campi, comunque all'aperto, diventa un problema serio. Non c'è dubbio, aumentano le temperature, purtroppo non aumenta l'attenzione su questo che è diventato ormai da alcuni anni, da quando gli anticicloni africani fanno parte ormai del nostro clima, ecco, c'è il rischio, ecco. Parliamo di shock termico, ma la verità è che lavorare tutto il periodo estivo con temperature altissime, con un tasso di umidità molto alto, nei settori particolarmente esposti all'agricoltura, all'edilizia, diventa sicuramente un problema importante per quello che può causare. Cosa pensiamo noi? Ecco. Manca l'attenzione da parte della Regione. L'anno scorso, dopo una battaglia che è durata parecchie settimane, il 17 di luglio la Regione con ritardo ha fatto un'ordinanza, la Regione Sicilia, che vietando il lavoro dalle 12:30 alle 16. Quest'anno ancora, nonostante che abbiamo segnalato e attenzionato, manca questa ordinanza. Questo per quanto riguarda la Regione Sicilia. Complessivamente, ecco, le misure di prevenzione
in questo settore sono molto carenti. Ma dico, basta semplicemente questa ordinanza salvavita, diciamo così, che sospende le attività lavorative dalle 12:30 sino alle 16, oppure probabilmente servirebbe forse qualcos'altro? Certo, sicuramente non basta, ma intanto è un atto dovuto ed è un atto che mette le aziende di fronte alle proprie responsabilità, anche di carattere penale. Occorre una prevenzione che intanto manca, occorre che le aziende vengano dotate, i lavoratori devono essere in condizioni di poter svolgere il lavoro in queste occasioni. Quali sono le prevenzioni? Intanto misurare e commisurare l'attività in base alle ore maggiormente a rischio, fare i lavori pesanti nelle ore meno calde. Si potrebbe organizzare anche la giornata lavorativa in maniera diversa. Perfetto, questo è fondamentale. Mettere tutta una serie di protezioni individuali, di DP individuali, che possono essere indumenti a protezione, oltre i famosi cappelli, oltre indumenti che possono respingere il calore, l'acqua, zona di ombra, alternare riposi nelle zone fresche con periodi di esposizione al sole. È tutta una dinamica di cui ormai tutti conosciamo dal punto di vista. Si potrebbe pensare anche a una turnazione del personale in maniera diversa. Certo, anche la turnazione del personale, ma è fondamentale intanto l'organizzazione del lavoro, che in ogni caso non è un problema che riguarda solo i lavoratori, quando si pensa riguarda la vita aziendale. Un'azienda che mette a rischio il proprio lavoratore, mette a rischio la vita stessa dell'azienda e non è utile, oltre che non è dal punto di vista umano, insomma, corretto. Voi intanto due osservazioni: le interlocuzioni con la Regione a che punto sono? Rispetto a quello che avete chiesto, c'è stata un'apertura, c'è stata una disponibilità? Questa è una prima osservazione. Le interlocuzioni sono zero, diciamo la verità. Nessuno finora ha dato segni di esistenza, non dico in vita, ma di esistenza in politica. Non solo su questo, ecco, parliamo anche quando cerchiamo interlocuzione sul settore forestale, su altro, insomma, c'è quasi, non da parte di tutti, ma quando parliamo da parte della Presidenza, sicuramente una chiusura che non fa bene, noi intanto se fa bene o no all'organizzazione sindacale, non fa bene alla Sicilia e complessivamente alla credibilità di un governo che deve essere attento in un settore che è un settore primario, che è quello della vita. Questo per quanto riguarda diciamo, la politica, diciamo, la Regione. Con le aziende c'è un confronto anche all'interno delle aziende? Certo, c'è un confronto, non c'è dubbio. Noi abbiamo l'ente bilaterale agricolo, la Ciala a Catania, composta dai lavoratori e dalle aziende, quindi c'è continuamente, c'è un'interlocuzione, abbiamo anche esposto tutta una serie di problematiche a tutela, abbiamo anche organizzato un convegno, abbiamo organizzato tutta una serie di attività atte proprio a sensibilizzare, e devo dire, sono aziende molto attente, accanto ad aziende che sono poi quelle che sono le aziende pirate, che purtroppo in Sicilia ci sono, accanto a quelle invece assolutamente legali, che praticano il lavoro nero, praticano le inadempienze contrattuali, e dove ci sono aziende che non rispettano le attività contrattuali, non rispettano la sicurezza sul lavoro, figuriamoci se poi rispettano lo shock termico, insomma, ecco, è un mondo, poi diventa un mondo malato. Ci sono degli esempi da poter citare, da poter portare, diciamo, guardate che già in questo posto, lo abbiamo fatto noi l'anno scorso in ritardo, diciamo così, ma già ci sono delle regioni, visto che il caldo ormai non è soltanto un problema siciliano, diciamo che in questo momento forse a soffrire di più sono le regioni del nord rispetto alle temperature più alte. C'è l'Umbria, l'Emilia Romagna, la Puglia, che ogni anno attenzione in tempo e fanno le ordinanze, non c'è dubbio. Sono 4-5 regioni che già hanno emesso le rispettive ordinanze. C'è anche un sito dove pattano c'è l'INAIL, York Climate, che ogni giorno vengono attenzionate regione per regione, città per città, sito per sito, le ore più calde.
dal punto di vista, diciamo, delle norme, dal punto di vista dell'informazione, basta consultarsi, c'è tutto, manca la fase applicativa. Ci potrebbero essere dei provvedimenti anche a carattere, diciamo, legislativo, normativo, nel senso, capiamo che le aziende chiaramente vanno in difficoltà perché non potendo lavorare in tutte le fasce orarie chiaramente si rallenta quello che è, diciamo, certo, ma già ci sono. C'è la possibilità di introdurre, insomma, una cassa integrazione. Esiste già la cassa integrazione. E quindi certo, basterebbe certo, semplicemente, diciamo, mettere in atto... attivarla, non c'è dubbio. Si fa in modo, diciamo, residuale, quando invece lo strumento della cassa integrazione tutela il lavoratore, tutela l'azienda, perché bisogna chiaramente, l'azienda deve essere in grado di poter supportare e sopportare anche questa, insomma, diciamo, che è un costo, e anche un costo anche sull'attività aziendale, oltre che un costo economico. Le norme ci sono, occorre anche l'attenzione e l'informazione esatta su questo. Allora, l'impressione che si ha da questa breve discussione, breve chiacchierata che stiamo facendo questa mattina, è che forse manca un pizzico di volontà per poter, abbiamo diciamo... due agricolture in Sicilia e a Catania, una che è l'agricoltura che fa bene all'isola, quella che produce, che rispetta il contratto, che dà lustro ai prodotti e alla vita di chi questi prodotti li produce. Un'altra agricoltura che è un'agricoltura di basso livello, dove c'è poi di tutto, dove c'è il caporalato, dove c'è il lavoro nero, dove c'è lo sfruttamento. Bisogna limitare al massimo quello spazio, perché quello è uno spazio che produce miseria, che produce anche morti poi, perché poi di questo si tratta. La sicurezza sul lavoro diventa fondamentale. Allora, prima di salutarci, due osservazioni. Una prima osservazione riguarda lo stato di salute, brevemente, dell'agricoltura siciliana, nonostante, sappiamo tutti, c'è stato questo problema serissimo della crisi idrica. Ci si è attrezzati, si è affrontata l'emergenza, si riesce ad andare avanti? Guarda, lo stato di salute, il PIL aumenta nell'agricoltura, complessivamente è buono. Sulla crisi idrica, ecco, bisogna sfatare un mito, che è quello di piove o non piove. Il problema non è quanto piove, quanto acqua riusciamo ad invasare e a raccogliere. Questo è il problema fondamentale, una politica delle acque. Le misure come PSR di contributo devono essere date sia per gli invasi pubblici che per quelli privati. Ogni privato deve avere la possibilità, anche con i finanziamenti, di avere un proprio invaso. Più acqua riusciamo ad invasare, noi siamo fra gli ultimi in Sicilia in Europa come capacità di invaso delle acque, più riusciamo a poter provvedere a questo problema. Diversamente non è un problema di quanto acqua, ecco, riusciamo, quanto acqua ogni anno, possiamo anche avere 10 giorni di pioggia e quest'acqua va perduta. Ecco, invasiamo l'acqua e avremmo sicuramente un beneficio per la possibilità di poter abitare e vivere in quest'isola. Allora, e poi lanciamo un appello, visto che l'abbiamo fatto, alla Regione di aprire il confronto, anzi più che aprire il confronto, provvedere a emanare questa ordinanza prima possibile in modo da tutelare tutti i lavoratori. Grazie. È un atto dovuto, un atto che fa sicuramente del bene a tutti. Grazie a Nino Marino, che è il segretario generale dell'Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari di Sicilia. Ci fermiamo, una breve sosta, fra poco altri ospiti sempre a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, in studio adesso con me c'è il professor Orazio Portuese, buongiorno, che è docente di Lingua e Letteratura Latina al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. Buongiorno professore, grazie per essere con noi questa mattina, è un piacere averla, perché c'è questa iniziativa, che è un'iniziativa che non è soltanto, diciamo, legata al territorio catanese, siciliano, italiano, ma vedo che riguarda e abbraccia anche altre nazioni, altri continenti, per quello che vedo io sulle note informative. Parliamo della School for Saving Classics. Cos'è? Ci vuole spiegare? Certo, è un centro di ricerca sostanzialmente, un centro di ricerca interdipartimentale perché nasce dalla collaborazione di 4
dipartimenti del nostro Ateneo, il Dipartimento di Scienze Umanistiche, dove ha sede, insieme però a giurisprudenza, scienze politiche, scienze della formazione e in collaborazione anche con la Scuola Superiore di Catania. È un centro di ricerca che nasce con una vocazione ben precisa, salvaguardare i classici greci e latini, laddove questi nostri testi abbiano bisogno di una salvaguardia, e lo facciamo studiando le loro reviviscenze, la loro sopravvivenza, diciamo così. C'è un termine tedesco molto bello per designare questo, perpetuarsi della cultura antica nel nostro presente, che è Fortleben. Ecco, studiamo il Fortleben, la permanenza del classico. Quindi l'attualità. L'attualità, esatto, senza travisare però il senso originale di questi classici nella nostra tradizione europea, a qualsiasi livello: letteratura, scienza, filosofia, diritto, arte. E siamo al lavoro già da qualche mese, perché è un centro neonato, diciamo, è nato da pochissimo. Lo dirigo dal mese di ottobre del 2024 e stiamo cominciando a mettere in campo una serie di iniziative. Professore, ma perché nasce questa esigenza? L'esigenza, diciamo che in maniera quasi generalizzata si pensa che lingue come il latino, come il greco, anche altre lingue chiaramente classiche, siano delle lingue morte, lingue che non hanno nessun, diciamo, contatto con quella che è la realtà di oggi. In realtà invece, se andiamo a ben vedere, poi molte cose della nostra vita quotidiana sono condizionate, non condizionate soltanto, ma fanno riferimento a. Carlo Emilio Gadda diceva: il latino mi scorre nelle vene, nel sangue. Purtroppo di questo noi non ci rendiamo conto. Lei ha toccato un punto estremamente delicato, perché spesso ci siamo abituati ad un'immagine abusatissima, le radici del classico. La cultura classica rappresenta le nostre radici. Io la trovo un po' un'immagine, come dire, vuota di senso, perché le radici stanno sottoterra e invece la cultura classica la vediamo quotidianamente, come diceva lei, la respiriamo. Il problema è un fatto, secondo me, di identità culturale. Ci siamo concentrati troppo forse sul greco e sul latino, che rappresentano alcuni aspetti della nostra identità culturale. Abbiamo ricevuto in eredità dal passato un patrimonio culturale. Sta a noi decidere, siamo di fronte ad un bivio, se prendere coscienza di questo patrimonio oppure ignorarlo e lasciarlo in un angolo, diciamo così, come materia inerte, come materia passiva. Goethe nel Faust diceva: quello che hai ereditato dai padri conquistalo perché sia tuo. E i giovani dovrebbero capire che qualsiasi atto rivoluzionario, qualsiasi cosa di originale vogliano fare, nasce innanzitutto come un atto di appropriazione del passato. Con il passato bisogna instaurare un rapporto agonistico, anche avversarlo, anche contrastarlo, ma certamente appropriarsi di quello che i padri ci hanno lasciato. Professore, leggo anche che lei a un certo punto ha avuto una sorta di moto di ribellione, mi passi il termine, no? a questo modo, a questa visione anche di quella che è la cultura, cioè volere, non dico cancellare, annullare, però quasi girarsi dall'altra parte, mi passi il termine. Sì, è giusto. Devo dire che il centro nasce proprio come un atto di resistenza. Un atto di resistenza a questo fenomeno a cui lei fa riferimento, che ormai definiamo cancel culture, forse un'etichetta più da social che un'etichetta di sostanza, un fenomeno che storicamente risale nel tempo, ma si è, come dire, consolidato in questi ultimi anni, soprattutto a partire dagli Stati Uniti. Ora lambisce un po' le coste anche del nostro continente europeo, cioè quella cultura che pretende di giudicare il passato, un presente assolutizzato che si sente, che crede di avere il diritto di correggere il passato e pensa anche ingenuamente di eliminarne gli errori con un colpo di spugna. Ma probabilmente senza conoscere però questo senza passato. Neanche mi permetto, conoscerlo. attenzione. Esatto, molto spesso basandosi su principi a bassissimo coefficiente semantico. Le vestigia del ventennio fascista vanno eliminate, ignorando però che si tratta di una parte della nostra storia. I simboli dell'Unione Sovietica nella Russia di oggi e così via, le statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti, deve essere spazzato via. Così purtroppo anche i classici greci e latini, che cominciano a sparire, o perlomeno nella loro dimensione originale, cioè nella lettura originale di questi testi, anche da tante università americane di un certo prestigio. La vostra iniziativa non si ferma però soltanto alla ricerca accademica, no. Va oltre.
Esatto, la chiave di volta del nostro centro è proprio questa. Noi siamo degli scienziati, mi riferisco, come dire, alla compagine accademica, quindi come scienziati dobbiamo stare in laboratorio e studiare, per così dire, in vitro questi classici, però urge un dialogo con la comunità, con l'intera società, e questo possiamo farlo con un dialogo, insomma, con una collaborazione con addetti, diciamo, sia con addetti ai lavori che con non addetti ai lavori, quindi con rappresentanti della cultura che dialogano con la cultura classica e la fanno vivere in modo diverso da quello accademico, danno voce a quei classici. Quindi cosa significa? Significa che ci saranno seminari, approfondimenti, confronti, esatto. Convegni, ma soprattutto appuntamenti con rappresentanti del mondo della cultura, artisti, attori, registi. Già qualche iniziativa di questo tipo l'abbiamo avviata con i colleghi del Dipartimento, perché siamo più di 50 docenti che operiamo all'interno di questo centro e abbiamo già in programma delle belle iniziative per il prossimo anno. Le faccio soltanto un esempio: speriamo di poter dedicare una giornata, per esempio, al dialogo con Matteo Rovere, regista del Primo Re, il film del 2019 dedicato a Romolo e Remo, e proveremo a indagare il sostrato, ecco, diciamo così, scientifico-linguistico di questo film, che è interamente girato in proto-latino. Allora io le dico, considerato che si vuole attualizzare quella che è la cultura classica, l'utilizzo dei social diventa importante, perché si raggiunge un pubblico che è molto distante, esatto, diciamo, da questa realtà. Esatto, ma credo che sia ormai necessario. Non ne nascondo che con molte ritrosie, con molte perplessità, io mi sono anche cimentato nell'uso di questi social da un anno a questa parte. Pensi, appartengo ad una categoria che studia in biblioteca, maneggia manoscritti e dialoga in un consesso, in genere in consessi altamente scientifici, quindi provare per un attimo a sperimentare, a testare applicazioni di questo tipo era, come dire, ideologicamente problematico. Ma ho voluto farlo perché credo che l'università, se vuole veramente uscire dalle proprie mura, noi siamo al monastero dei Benedettini, quindi l'immagine la trovo perfettamente adeguata, dobbiamo incrociare, ritrovare i giovani laddove militano, laddove come dire, operano e dialogano fra di loro. Allora, ci sarà la possibilità di riscoprire i classici e non pensarli soltanto chiusi in una biblioteca, diciamo così, a settembre? Già a settembre, esatto, perché inaugureremo il nostro centro di ricerca alla fine di settembre alla Scuola Superiore di Catania, e sarà una serata dedicata a letture, recitazioni e musica soprattutto. Abbiamo invitato un artista del nostro territorio molto affermato, Francesco Cafiso, che con suoi intermezzi musicali animerà la serata dedicata al mito di Orfeo. Immagine suggestiva perché è un personaggio che simboleggia la rinascita, la riscoperta dell'antico. Professore, grazie per essere stato con noi, grazie al voi. professor Orazio Portuese, che è docente di Lingua e Letteratura Latina del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. In bocca al lupo per questa bella iniziativa. Ci fermiamo, fra poco parleremo assolutamente d'altro. Parleremo di attualità, perché purtroppo i conflitti diciamo, in questi mesi e in questi anni non mancano nel mondo, ma parleremo di iniziative di pace. Fra pochissimo a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, e adesso parliamo di mobilitazioni contro le guerre. Ne parliamo con Angela Di Salvo, buongiorno, in rappresentanza di Città Felice, e con noi c'è anche Anna Di Salvo, chiedo scusa, e Angela Strano, che è invece dell'associazione Rete Antiviolenza catanese La Ragnatela. Allora, c'è una mobilitazione a livello mondiale, c'è una mobilitazione a livello nazionale. La vostra iniziativa si inserisce in un progetto, diciamo, europeo, che coinvolge a partire da oggi diverse anche città europee. Voi sarete a Catania proprio nella giornata di oggi. Sì, saremo in piazza Stesicaro alle ore 18 con interventi musicali, dibattiti, e chiaramente poesie, e riferimenti alle nostre madri simboliche che nei secoli hanno lottato contro la guerra affermando un pensiero di pace, tipo Simone Weil, Carla Lonzi, Simone Weil e via discorrendo. E ci auguriamo che le donne catanesi
e abbiamo intitolato questa iniziativa Donne Catanesi per la Pace, ignorando le nostre sigle, diciamo quelle di ogni realtà pacifista, femminista, catanese. Diciamo che ci si riunisce tutti sotto un unico simbolo, un'unica bandiera, fra virgolette, ideale, che è quella della pace, che ci possa essere pace. E i giovani in questo senso, diciamo, sono una speranza. Sì, io ritengo che sia fondamentale, se non indispensabile, far sentire la propria voce contro le logiche belliche, contro la guerra che è sempre stata mortifera in nome del profitto, degli interessi privati che vanno di mezzo molte persone innocenti, e poi questo è proprio l'antitesi, la negazione completa della bellezza e di vivere la vita. Proprio per questo motivo è fondamentale esprimersi, e per questo motivo noi oggi pomeriggio in piazza Stesicoro saremo a farci sentire, a manifestare, a protestare contro la guerra. Stop Rearm Europe, diciamo, è contro tutto questo il vostro, diciamo, il vostro movimento, chiamiamolo così, un movimento. Sì, lo possiamo chiamare movimento, anche perché ci sono in cantiere diverse altre iniziative di questa tipologia. È già da 2 mesi che ci riuniamo online in tutta Italia, da Pinerolo a Siracusa, per cui siamo più di 100 piazze di donne che oggi pomeriggio manifesteremo. L'abbiamo inserita in questa settimana di Stop Rearm in Europa perché volevamo che si sentisse la voce delle donne, e una maniera nuova di guardare al mondo, uno sguardo nuovo del mondo, uno sguardo che guarda al dolore ma anche alla gioia, alla bellezza della vita, che viene assolutamente ignorata in questa logica del riarmo e della guerra. Ora, in questi giorni stiamo assistendo alla ripresa di questa terribile frase: se vuoi la pace, prepara la guerra. Una frase che affonda le radici praticamente nei secoli, nella storia. Sì. E che ogni tanto era un detto, diciamo, dei romani, che è stato ripreso dalla nostra Premier. Quanto sia stato vero, quanto non sia stato vero, la storia chiaramente potrà poi darci una risposta se così è oppure no, però il problema vero in questi giorni invece un altro, è quello legato a quanto sta avvenendo diciamo, in Europa, con il Consiglio Atlantico che si è riunito, con gli interventi che ci sono stati, con le prese di posizione, con le spese che vanno verso l'aumento, le spese, diciamo, per gli armamenti. Sì. Però e torno di nuovo adesso da Angela Strano, sono i giovani a dover dare dei segnali importanti. Le nuove generazioni in qualche modo devono testimoniare la pace, sì. E lo devono fare in modo tale da dare delle indicazioni a chi in questo momento magari è nella stanza dei bottoni, diciamo così. Sì, esatto. È fondamentale che i giovani acquisiscano consapevolezza rispetto a quanto accade attraverso un'informazione pulita e trasparente, cercando proprio di approfondire le fonti ufficiali e di comprendere appunto che al di là del conflitto bellico ci possono essere altre soluzioni per risolvere le controversie, ad esempio con la diplomazia. È fondamentale che tutti e tutte, sia i giovani ma anche tutte le altre generazioni, comprendano che purtroppo c'è in atto un processo di militarizzazione nella società, e tutto ciò sia parte dal linguaggio e anche nel nostro piccolo occorre che noi coltiviamo la pace attraverso il dialogo. Ma il comportamento quotidiano, sì, quando ci si sì. rivolge agli altri, nei modi di fare, diciamo, essere meno aggressivi, essere più disponibili al dialogo, alla conversazione, a trovare una soluzione. Il punto di vista delle donne, mi piace sottolineare questo aspetto. Che cosa possono dare le donne, diciamo,
magari come sensibilità in maniera diversa. In questi giorni a Siracusa si è svolta l'Isistrata, questa bellissimo dramma, commedia che ci ha suggerito ulteriori contenuti, ma le donne è veramente dai tempi che hanno dalle genealogie femminili, dalle nostre madri del matriarcato, di cui abbiamo anche scientificamente presenze che questa cosa sia in effetti esistita, hanno curato la giustizia, la bellezza, la responsabilità, la cura che è stato sempre un patrimonio femminile. Quindi noi continuiamo a dire che ci vogliamo godere, ci vogliamo tenere strette a noi le motivazioni reali della vita, il primum vivere, quello che ci fa sentire in armonia con il mondo, con l'esistente, e invece queste logiche di guerra, queste pratiche di forza, queste affermazioni di potere ci distolgono e ci distruggono. Vediamo quello che sta accadendo in Palestina con lo sterminio, eccetera. Ovunque ci sono guerre che durano da decenni in Sudan, Yemen, Myanmar, insomma in ogni angolo della terra ci sono conflitti, alcuni dimenticati. Dobbiamo chiudere solo per ricordare l'appuntamento di oggi pomeriggio a partire dalle ore 18 in fino piazza, alle 20-21 piazza Stesicoro. In piazza Stesicoro accoglieremo veramente a braccia aperte tutte le donne, ma anche gli uomini consapevoli e delicati che vogliono stare con noi. Però volevo aggiungere che Catania è una bella città che in questi mesi si è affermata per dimostrare il desiderio di pace con per esempio delle iniziative come Catanesi solidari col popolo palestinese, Restiamo Umani, incontriamoci, insomma abbiamo veramente un panorama pacifista. Catania si propone di dare voce, di essere una delle voci per la pace. Speriamo che siano tante le voci per la pace. Grazie a lei, invito. Grazie a voi, grazie ad Anna Di Salvo, Città Felice, grazie ad Angela Strano dell'associazione Rete Antiviolenza Catanese La Ragnatela. In bocca al lupo per oggi pomeriggio, ci fermiamo, vediamo le pillole di Almanacco e poi torniamo di nuovo insieme con altri ospiti. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 26 giugno per celebrare la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, affermando la sua determinazione nel rafforzare l'azione e la cooperazione a livello nazionale e internazionale per combattere questi fenomeni. Per rafforzare la lotta al traffico di droga nasce nel 1997 l'Ufficio dell'ONU contro la droga ed il crimine, che oltre a condurre attività di ricerca e analisi, sviluppa progetti di cooperazione tecnica e assiste gli Stati membri. Sapete cosa sono i fenomeni periodici? Sono eventi che si ripetono con le medesime caratteristiche a intervalli regolari, come il battito cardiaco, l'alternarsi del giorno e della notte o il movimento oscillatorio di un pendolo. Il concetto di tempo è legato all'esistenza di eventi di questo tipo. Prendendo ad esempio come riferimento il giorno solare medio, possiamo definire un'ora come la 24esima parte del giorno, il minuto come la 60esima parte dell'ora e così via. Allora, eccoci di nuovo insieme, andiamo di fretta, stamattina è una mattinata piuttosto movimentata. Grazie allora ai nostri ospiti, Edmondo Pappalardo, che è l'assessore al turismo del comune di Trecastagni, bentornato e ben ritrovato, con piacere Giuseppe Riggio, oggi nelle vesti del direttore proprio di questo festival, si chiama Festival Vulcani. Allora, cerchiamo di capire che cosa succede intanto a partire da domani, perché dal 27 al 29 ci sarà questo spettacolo, questo festival che è alla terza edizione. Partiamo dall'assessore, l'esigenza di avere Trecastagni come palcoscenico per offrire magari a tutti le bellezze e non solo, intanto le bellezze dei luoghi, poi parleremo anche del festival. Assolutamente sì, nasce questa volontà, innanzitutto buongiorno e buongiorno anche ai telespettatori, questa volontà di portare avanti quello che è un turismo lento su Trecastagni, che poi tra l'altro è quello che si addice di più ai paesini pedemontani, è stato un desiderio da parte dell'amministrazione messina
e in primis da parte mia. Quindi il Salotto dell'Etna, perché l'iniziativa si chiama Salotto dell'Etna, quest'anno l'abbiamo voluta unire al Festival dei Vulcani, che è alla terza edizione, mentre il Salotto è alla quarta, ma in sostanza si fondono queste due bellissime iniziative. Si sono ritrovati per strada. Si sono ritrovate per strada, si fondono e mandano un segnale forte, che è quello di farvi vivere, pur parlando di temi importanti come può essere il vulcano Etna, ma ne parlerà benissimo il dottor Riggio, ma parlando anche di territorio e quindi di artigianato, di agricoltura con i nostri vinaioli, perché abbiamo diversi viticoltori che saranno presenti all'interno di questo Salotto dell'Etna, si farà dello show cooking, quindi si parlerà di territorialità attraverso questa passeggiata nel centro storico ad ammirare sia la casa antica, il borgo antico, ma al tempo stesso bere un bicchiere di vino. Specialità enogastronomiche. Un po' di tutto. Tra l'altro saranno coinvolte anche degli chef del luogo e quindi ci arriviamo fra non molto. Intanto però un appassionato della montagna, abbiamo visto qualche giorno fa con noi, si propone adesso come direttore artistico di questo festival. Un festival però che ha dentro il vulcano. E quindi che cosa significa? Significa che c'è la forza, l'esplosività del vulcano in questo festival? Ci proviamo. Dentro c'ha i vulcani. Quindi non solo l'Etna, ma i vulcani del mondo in qualche modo. Quest'anno abbiamo le terre vulcaniche, abbiamo Pantelleria, abbiamo dei testimoni che vengono direttamente da Pantelleria a raccontarci questa terra vulcanica straordinaria, messa lì in mezzo al Mediterraneo. È un'idea che abbiamo avuto 3 anni fa come Fondazione Trecastagni Patrimonio dell'Etna col presidente Giovanni Barbagallo, di mettere insieme, di portare sull'Etna tutto il mondo particolare, fuori dal comune, che gravita intorno alle terre vulcaniche. Il primo anno abbiamo avuto dalle Canarie il direttore del centro vulcanologico delle Canarie. Ci proponiamo come luogo in cui si racconta l'eccezionalità di queste terre, che è un aspetto siamo gli unici in Italia finora a farlo. Quindi l'arte, la musica servono tutti per raccontare l'eccezionalità delle terre vulcaniche. E allora diciamo, gli amministratori hanno questo grande compito di fare conoscere i territori, fare conoscere quelle che sono poi anche le specialità. Ma non solo quelle, perché abbiamo visto, mi raccontava lei prima, che ci sarà di tutto. Sì, assolutamente. A 360 gradi è un modo per avere un palcoscenico sempre aperto a disposizione di tutti per chi volesse approfittare di serate evento, perché c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Assolutamente sì. Un festival che è legato, come diceva lei, al Salotto dell'Etna, che porta e mette a disposizione di chi ha voglia di conoscere e la tradizione, ma anche l'artigianato. Assolutamente sì, infatti l'aspettiamo, ne approfittiamo per invitarle, per accoglierla piacevolmente nel farci una passeggiata assieme e quindi le faremo vedere davvero la bellezza di quello che abbiamo ideato, di quello che abbiamo pensato, perché altro non è che attraverso queste diverse iniziative, che può essere dallo stand dell'artigianato all'estemporanea di pittura, alla musica live, alla passeggiata che si fa all'interno di questo centro storico, ma anche alla presentazione di libri. Tra l'altro all'interno del programma ci sono anche colleghe giornaliste, come per esempio adesso De Gregorio, se non ricordo male, che presenterà il suo libro, perché con un'altra iniziativa che facciamo noi con l'assessorato alla cultura del collega Concetto Russo, che si chiama Scintille Letterarie, noi inseriamo anche delle presentazioni di libri, quindi tra una presentazione di libri, tra un bicchiere di vino, tra una passeggiata, c'è anche un bel film da vedere, ci sarà un'anteprima. Come no, certo. Sì, questo nelle prime giornate, diciamo l'idea di quest'anno, che secondo me, insomma, secondo noi
dà valore a entrambe le iniziative, è quella di metterle insieme, cioè del resto il Salotto propone il territorio di Trecastagni, propone il centro storico con tutte le sue bellezze. Il festival racconta l'Etna e i vulcani del mondo, quindi è un connubio perfetto. Quindi per le prime 3 giornate siamo totalmente insieme, coincidono diciamo, le manifestazioni e c'è anche Pietramadre, sì, riproponiamo questo documentario pluripremiato ormai. Ci sarà Rita Botto che canterà il Battiato che canta l'Etna, quindi sarà anche un modo per, anche lì è un filo conduttore. C'è l'INGV che è patrocinante di questa manifestazione dalla prima edizione, che viene con i suoi esperti, con gli scienziati, quindi è veramente un punto di incontro, secondo me, irrinunciabile per chi ha la passione per il mondo dei vulcani. Ci sarà quest'anno, questa è la novità, un corso tenuto dal professore Marco Viccaro all'Associazione Italiana di Vulcanologia, quindi parliamo della massima autorità in Italia, per tutti quelli che vogliono avvicinarsi al vulcanismo, e quindi 2 mattinate con i professori universitari che vengono lì a raccontare ai giovani, alla gente comune, in poche parole e con parole semplici come avvicinarsi al vulcanismo. Ma non finisce qui, perché a luglio c'è qualche altra cosa, si continua, si prosegue. Sì, infatti saranno 3 weekend, si inizia domani, ma si continua poi per il 5, il 6, l'11, il 12 con questo filo conduttore, che è quello di creare questo movimento nel nostro centro storico, nel cuore della città naturalmente, per cercare di fare assaporare, di far assaggiare, di far vivere quello che è la nostra parte più bella di Trecastagni, e per cui c'è il vanto di poterla mettere in mostra, e quindi tutto questo naturalmente fa da cornice quella spettacolare slargo che è l'Abate Ferrara sotto la chiesa madre, quella conosciuta un po' da tutti. Allora, noi dobbiamo e quindi al tempo stesso però mi permette di ringraziare chi ci sostiene in questa iniziativa, e quindi la Regione Siciliana, che ha contribuito notevolmente con l'assessorato all'agricoltura, la provincia di Catania, il comune, il comitato del centro storico, perché siamo stati anche lungimiranti nel cercare di creare un gruppo di lavoro e farci collaborare 2 artigiani, un artigiano, un maestro puparo che è il signor Salamanca, che ci tengo a ringraziarlo, ma anche a Benedetto Strano, un artista, un pittore, che mi collaborano nella ricerca anche di quelli che possono essere i migliori, tra virgolette, artigiani o pittori in giro, e quindi li devo ringraziare per quello che fanno per questa iniziativa. Allora, naturalmente, oltre a Giuseppe Riggio, che è il direttore del festival. Allora, la migliore pubblicità possibile è andare a vedere e toccare con mano, in modo poi da raccontare agli altri quello che si è visto, e magari invitare gli altri a partecipare al Salotto dell'Etna con il Festival dei Vulcani. Grazie all'assessore al turismo del comune di Trecastagni, Edmondo Pappalardo, grazie al dottore Giuseppe Riggio, che abbiamo conosciuto qui come presidente del CAI Sicilia, che però oggi fa il direttore, oggi è nelle vesti del direttore artistico di questo festival, che vi aspetta a Trecastagni già in questo fine settimana. Poi abbiamo detto anche i weekend di luglio. Ci dobbiamo fermare, grazie ancora per essere stati con noi. C'è un brevissimo promo e dopo avremo un altro collegamento, lo vedo già, c'è Marco Amato pronto per noi, farà pochissimo. Desire, ma quando cucini tu con me, Desire, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora, una mattinata piuttosto dinamica, come annunciato adesso è il momento delle stelle con Marco Amato. C'è un cuore in questa tazzina. Buongiorno Marco. È un cuore? Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Oggi una tazzina dedicata a un cuore, a una romanticità di cui vi parlo in chiave zodiacale. Sarò veloce perché il tempo è tiranno, quindi vi parlo del patron di Amazon, il signor Bezos, che convola a giuste nozze in un
matrimonio a Venezia che sa tanto di sfarzosità, con Lauren Sanchez, curiosissimi due personaggi, perché l'uno un ingegnere imprenditore americano importantissimo e lei una giornalista che pilota elicotteri, che assolutamente una molto di Capricorno lui, Sagittario lei. Ottimo connubio, perché il Capricorno è il segno che scala la vetta e che arriva a essere il primo, mentre invece la Sagittario è assolutamente versatile ed adattabile. Cosa dire allora? Un augurio a questa coppia che celebra proprio in uno dei posti più belli del mondo, la romantica Venezia. E detto questo vi annuncio che proprio oggi c'è Mercurio in Leone. Mercurio entra nel segno della chiarezza, quindi la comunicazione si fa più chiara, quindi cari comunicatori dello zodiaco, tra cui i primi segni di fuoco, saranno molto più fortunati. Ariete, potete di nuovo esprimervi come dei capi. Toro, non vi va proprio giù questo Mercurio che invece vi impedisce di parlare. Gemelli, il vostro pianeta vuole chiarezza e sarete anche un po' sferzanti. Cancro, Mercurio e i suoi pensieri se ne vanno finalmente dal vostro cielo, più leggeri. Leone, Mercurio finalmente dalla vostra direttamente a Plutone. Vi tornerete in dei investigatori che sapranno trovare sempre la verità. Vergine, Mercurio è anche uno dei vostri pianeti. Leone si fa pensieroso, emotivo ed empatico. Intuizione. Bilancia, per voi è un Mercurio amico, un Mercurio che vi fa di nuovo credere nella squadra e finalmente arrivano buone notizie per il vostro segno zodiacale. Scorpione, per voi è di quadratura, quindi un Mercurio che vi suggerisce che forse è il caso a volte che sarebbe meglio non parlare. Sagittario, Trigono per voi e finalmente tutto va a posto. Con questo passaggio planetario finalmente il Sagittario può dire di avere un cielo veramente molto sereno. Capricorno, la posizione di Mercurio è per voi finita, quindi tornate a dialogare con più serenità. Acquario, Mercurio è in opposizione e voi fuggite sempre perché proprio oggi non ne volete proprio di comunicare. Pesci, per voi Mercurio sparisce un po' dai radar, ma vi fa gioco proprio perché avete voglia di rilassarvi un po'. E detto questo, auguro a tutti un buongiorno a tutta la Sicilia. Grazie Marco, ci ritroviamo domani. Adesso torno da Emanuela Corsi con i suoi quotidiani. Sì, aveva già anticipato il tema Marco Amato, perché si parla di questo matrimonio da 1001 notte a Venezia, che tra l'altro ha diviso tanto, soprattutto gli ambientalisti che insomma si sono un po' arrabbiati per questo assalto appunto a Venezia. Matrimonio tra Bezos e Sanchez, vediamo sul Corriere della Sera, sbarcati finalmente a Venezia, anche perché sono mesi che se ne parla di questo matrimonio. Le 3 blindatissime feste VIP, quindi un super matrimonio che durerà anche tanto. La coppia ieri ha fatto visita a Diane von Furstenberg e questa sera ci sarà il primo dei 3 party. Allora vediamo questi luoghi dei festeggiamenti. Questa sera chiostro della Madonna dell'Orto, dove ci sarà la prima festa, e qui vediamo il chiostro con la freccia. Poi domani l'anfiteatro verde sull'isola di San Giorgio, dove ci sarà lo scambio degli anelli e delle promesse e canterà Matteo Bocelli. E poi il 28 giugno festa all'Arsenale. E tra l'altro una nuova location, perché in realtà prima doveva svolgersi in un altro luogo, però proprio grazie a queste proteste che ci sono state alla fine è stata spostata all'Arsenale nei locali delle Nappe. Si vocifera che canterà addirittura Lady Gaga, ma ci sono dei super VIP a questo matrimonio. L'altro giorno parlavamo della figlia di Donald Trump, ma ce ne sono veramente tantissimi altri. Grazie Emanuela, ci rivediamo con te domani mattina. Grazie ancora per essere stata con noi anche te. Ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia. Noi torniamo domani, come sempre, per stare insieme a voi. L'augurio a tutti intanto di una buona giornata.